L'internazionalizzazione, noi non possiamo neanche immaginare il Teatro del Veneto che non vada fuori dai confini regionali e nazionali. Grande successo a Siracusa, Filippo Dini con l'Alcesti, grande successo in giro per il mondo con Titisè, grande successo con la relazione che abbiamo intrapreso con il Teatro Nazionale Irlandese. Questa è la strada. Siamo qui ovviamente per confermare l'attività del Teatro Stabile, ma soprattutto per garantire anche la continuità nell'ottica dell'internazionalizzazione del Teatro Stabile del Veneto. E noi vogliamo incrementare anche le risorse in questo senso, però dobbiamo puntare su alcune linee guida fondamentali: l'attenzione ai giovani, l'attenzione all'inclusione, l'attenzione alla formazione, anche sviluppando nuove tecnologie, e l'internazionalizzazione. Vogliamo che la cultura del nostro territorio possa essere anche oggetto di internazionalizzazione, come già è avvenuto tra l'altro con dei grandi risultati. So che nel corso dei prossimi anni è previsto anche appunto una internazionalizzazione ancora più pronunciata, e questo era uno dei punti chiave sulla quale abbiamo condiviso con il Presidente Beltotto la continuazione di questo lavoro.